Siamo contenti perché veramente riapriamo, anche se parzialmente, la Casa dei Cittadini. Quindi siamo contenti anche perché riusciamo a mettere degli uffici che prima erano sparpagliati sul territorio, ma adesso finalmente la polizia locale, ma anche i servizi sociali con l'Auser, vengono messi all'interno della Casa dei Cittadini. Ripeto, oggi inauguriamo una parte, quindi l'8-1, ma dove c'è anche la sala consigliare, che la sala consigliare è l'elemento fondamentale di una politica cittadina e quindi ci fa piacere presentarlo al pubblico. Non è stato fatto un invito ufficiale alle varie autorità, tipo la provincia, la regione, che ha contribuito al finanziamento di questo restauro, perché proprio è un qualcosa che vogliamo che lo sentano solo i cittadini ostigliesi. Quando sarà terminato il municipio nella propria totalità, allora inviteremo anche tutte le autorità competenti. Farvi vedere il comune ristrutturato per rendere conto dei lavori che sono stati fatti, lavori il cui importo è stato 1 milione di euro. Ci sono gli altri lotti che devono essere realizzati, noi siamo in fase di progetto definitivo, sono stati ammessi al finanziamento, quindi noi diciamo così che i soldi per la ristrutturazione ci sono, adesso ci sono solamente i tempi tecnici e burocratici per poi ristrutturare quest'ala che guarda, diciamo così, i giardini verso via 20 settembre e poi l'altra ala dove c'è il museo della farmacopea, però si parla ancora, io penso, 1 anno, 2 forse. Durante il sisma abbiamo 2 criticità che aggravano gli effetti del sisma. Uno è il peso e l'altra è l'effetto scatolare che noi dobbiamo dare ai nostri edifici, perché i nostri edifici sono progettati per resistere a forze statiche e non dinamiche. La forza peso, per fare un esempio di un modello, possiamo pensare di avere un pungible, di eccitarlo e questo praticamente oscilla. Se noi questa palla oscillante la aumentiamo di peso il doppio, avremo delle oscillazioni più accentuate e più durature e questo è l'effetto praticamente dello scuotimento che induce il sisma. Quindi le 2 criticità sono state evitate intervenendo con l'alleggerimento delle masse, dei pesi e creando una legatura che facesse del nostro intervento un edificio scatolare. Scatolare cosa vuol dire? Che tutte le strutture che possono resistere alle eccitazioni sismiche partecipano insieme. Ecco, questi sono i 2 principi fondamentali che hanno animato il nostro intervento.